Salve a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City, benvenuto Massimo Privitera. Benvenuto Marco Testoni, benvenuti a tutti quanti. Allora, dunque, oggi parliamo di un disco, di una uscita discografica pubblicata dalla Cinevox Records, storica label italiana, specializzata peraltro in musica per cinema. Stiamo parlando di Cinevox Reframed, una bellissima compilation che ha anche una, come dire, una vera funzione di divulgazione, di valorizzazione sia del catalogo della Cinevox, di alcuni particolari compositori, ma anche della nuova scena degli artisti, dei compositori che si affacciano appunto alla musica per immagine. Ci parli un po' di questo progetto discografico, Massimo, che peraltro ne hai anche parlato su Colonne Sonore, no? Sì, ho intervistato, come hai fatto tu, che vedremo fra poco, Emma Piro, la music supervisor della Cinevox, che ha curato personalmente, insieme al gruppo della Cinevox per l'appunto, questo Cinevox Reframed, che vede la risonorizzazione, o diciamo una versione coverizzata di alcuni brani famosi di colonne sonore di compositori italiani altrettanto celebri quali Piero Piccioni, Rizzo Ortolani e Piero Miliani. E in questa tua intervista c'è anche la partecipazione di Tiziano Parente, uno degli artisti fondatori della band L'Agenda dei Buoni Propositi. Ma citiamo gli altri artisti di questa compilazione sui generis: Wild Mary, Gaia Banfi, Studio Murena, Il Mago del Gelato, Low Topic, Wism, God Bless Computers, RBSN, spero di averlo pronunciato bene, e Coca Puma. Quindi noi ci andiamo a godere di questa tua intervista per capire bene se questo Cinevox Reframed. Allora, abbiamo parlato di questo progetto e l'abbiamo introdotto abbondantemente con il buon Massimo Privitera, che come vedete però non è qui con noi, ma con noi c'è Emma Pirro, music supervisor e diciamo così responsabile artistico di questo progetto, e Tiziano Parente, che è uno degli artisti presenti nella tracklist dell'album, peraltro con una band dal nome che a me mi è piaciuto subito. Tiziano, dimmi il nome della band perché è bellissimo. Agenda dei Buoni Propositi, sono in Cioè, solo. Manifesto proprio di intenzione, Sì. bellissimo, quindi va bene, ma dopo parleremo con te di questo. Invece ad Emma chiedo un po' una domanda a chi meglio di te la posso fare, ovvero la Cinevox rappresenta un po' la memoria storica della musica del cinema italiano, che parte ovviamente dal fondatore Cesare Andrea Bixio fino a passare per nomi altisonanti, Morricone, Trovaioli, Gaslini, i Goblin, Piovani, Piccioni, ne voglio leggere tutti, Umiliani, Ortolani, Kit Emerson, Stelvio Ciprani e Lavagnino, che era un grande sperimentatore. Ecco, io ti chiedo quanto è importante secondo te, poi tu che sei anche giovane, quanto è importante mantenere vivo questo patrimonio culturale? Buongiorno a tutti, prima di tutto, grazie per questo invito. È importantissimo ovviamente. Io credo che anche quando non è evidente, come in questo caso di questo progetto, comunque l'eredità di questi grandi nomi in tanti degli artisti del panorama attuale sia comunque presente, perché appunto le ispirazioni, perché è proprio una questione di eredità che loro continuano a portare avanti, anche inconsapevolmente in alcuni casi, qualcuno più consapevolmente, qualcuno meno, però credo che l'eredità si mantenga a prescindere. Poi servono progetti di questo tipo per cercare di arrivare anche ad un pubblico più ampio che magari non conosce tutti questi incredibili compositori, quindi diciamo lo scopo di questo tipo di progetto è stato questo, però l'eredità c'è sempre. Senti, e in questo senso allora chiedo subito a Tiziano, per cominciare, quanti anni hai Tiziano? Così per 23. 23. Allora, tu conoscevi, prima che ti coinvolgessero in questa storia, i vari Rizzo Ortolani, Piccioni, Umiliani? Sì, assolutamente sì. Io sono fortunato, diciamo, ad essere cresciuto in un ambiente che ha sempre la musica come sottofondo, in quanto mio padre è un musicista jazz,
sin da piccolo mi ha fatto ascoltare da Bill Evans a tutti quanti i grandi del jazz, però ha sempre avuto un occhio di riguardo, diciamo, per quanto riguarda le colonne sonore, soprattutto quelle italiane. Quindi non appena le avevo comunicato, diciamo, di questa magnifica, ecco, possibilità che mi era stata offerta, diciamo, ho fatto i salti di gioia perché comunque erano film che in qualche modo l'hanno accompagnato, magari non nella prima gioventù, però sono film che, come appunto diceva Emma, è una sorta di eredità, ecco, inconscia, che per quanto mi riguarda è stato bello che, come dire, mio padre me ne abbia parlato, quindi sì, insomma, conoscevo Bravo, dice. non in maniera diretta, in maniera indiretta, però magari in maniera anche inconscia, quindi Sì, mi è sì. piaciuta, ecco, questa cosa qui. Peraltro è interessante se tu mi dici di tuo padre, perché questi nomi in questione sono quelli che hanno portato in qualche modo il jazz nel cinema, con l'aggiunta di Trovaioli, cioè quindi sono dei nomi decisamente importanti per il rinnovamento della musica del dopoguerra italiano. Mhm. Quindi anche in questo senso mi sembra molto interessante questo progetto proprio, lo ricordo ancora, Cinevox Reframed. Come è venuto questo nome, Emma, questo titolo? In realtà facendo un po' di brainstorming in varie situazioni, in vari contesti più disparati, all'interno dei quali mi ritrovavo poi sempre per spiegare alle persone con cui mi confrontavo, mi ritrovavo sempre a ripetere la stessa cosa, è come dare una nuova cornice ad un quadro che già di per sé Certo. ha tantissimo valore, quindi Mm, gli stiamo semplicemente cambiando la posizione, le luci e appunto la cornice stessa, e quindi da lì abbiamo detto, boh, forse anche confrontandomi col signor Bixio, abbiamo detto forse questo deve essere il nome che è giusto dare a questo progetto. No, infatti complimenti, perché secondo me è azzeccatissimo e dà immediatamente l'idea, innanzitutto scansa quei progetti discografici che sembrano una compilation e basta, senza alcuna idea dentro. No, questo c'è una visione dentro, e questa cosa qui è molto, molto, molto interessante. Quali sono stati i criteri con cui sono stati scelti i brani dei vari autori, e poi come sono stati assegnati ai vari artisti? Allora, gli artisti li ho scelti io un po', diciamo, sulla base dei miei gusti personali, perché ho scelto un po' i progetti che mi sembrano più interessanti in questo momento nel panorama italiano, e chiaramente sono una piccola parte, però sono tra i Certo. progetti più interessanti che a mio parere ci sono attualmente in Italia, ma soprattutto sono tutti progetti che in qualche modo hanno comunque dei legami con la musica da film o comunque con il jazz in maniera più ampia, diciamo, anche dove non sembrerebbe. Faccio sempre l'esempio di White Mary, che è un artista che fa techno, quindi cassa dritta, eccetera, però ha studiato al conservatorio canto jazz, E e quindi quindi un po' questo, un po' le influenze cinematografiche che ci rivedono in alcuni progetti, tra cui appunto il progetto anche di Tiziano. E quindi diciamo questo, e poi le colonne sonore invece che ho selezionato, le ho selezionate tra quelle più interessanti, anche lì a mio parere all'interno del catalogo di questi tre compositori, e poi ciascun artista ha potuto scegliere il brano o i brani su cui lavorare. Io gli ho mandato tutti i link per l'ascolto, e ciascuno di loro poi dopo qualche giorno è tornato da me dicendo voglio lavorare con questo brano. Senti, allora prima ce lo stavi dicendo nel backstage, io ti ho bloccato, Tiziano. Mi spieghi come sei stato coinvolto in questo progetto? Questo lo darei al mistero, non ho idea, perché nel senso sono veramente, cioè quando mi hanno scritto, insomma, per fare questa cosa, ero così fuori di me che non stavo capendo effettivamente, perché come si diceva prima, comunque ci sono tanti artisti e artiste che io ascolto quasi quotidianamente, che ho visto ai live, che ho preso dei mezzi pubblici per poter andare a vedere. Quindi c'è stato anche un trascorso, ecco, personale che mi lega, ecco, a questi artisti e queste artiste. Quindi il fatto di poter essere presente con loro in qualche modo all'interno di questo album per me è stato bellissimo, era completamente inaspettato, a essere sincero. Poi sono relativamente forse il progetto un po' più piccolino, più anche novizio. Sono uscito per la prima volta l'anno scorso, quest'anno, l'anno scorso.
quindi non mi aspettavo, ecco, di poter far parte di questo progetto che per me è meraviglioso, ma anche gigante dal punto di vista oggettivo, ma anche dal punto di vista emotivo, ecco. Senti, io ho ascoltato il tuo brano. Allora, innanzitutto do un paio di coordinate di questo album, insomma, che per quanto raccoglie una serie di nomi della nuova scena, diciamo, musicale italiana, questi nomi dal punto di vista, ecco, del genere e dello stile si va dalla lounge all'elettro pop fino ad arrivare appunto a Tiziano, che secondo me è quello un po' più alternative di tutta quanta la situazione. E ho sentito vagamente echi di Radiohead e via dicendo. Mi dici, ecco, che tipo di approccio hai avuto a questo pezzo che, ricordo, è di Rizzo Ortolani, con un titolo strano, Prato Verde corri su di me, tratto dal film Uno scandalo per bene del 1984, diretto da Pasquale Festa Campanile. Allora, che tipo di approccio hai avuto? Allora, partiamo subito dalla scelta del brano, che è stata, come dire, un processo contrario. Cioè, ho visto prima la trama di ogni film e sono andato subito ad ascoltare un po' di queste produzioni, di queste colonne sonore, fino a partire appunto dalla primissima traccia di questa composizione che mi ha stregato sin da subito, con queste trombe che danno quest'aria un po', non lo so, solenne, ma allo stesso tempo dolce, classica. E questa cosa ho detto, questa, è questa. Quindi volevo in qualche modo lasciare quella che era l'impronta colonna sonora, quindi lasciare spazio alla strumentale, utilizzando appunto una parte di testo all'inizio e alla fine. Poi per quanto riguarda appunto quella che è stata la composizione, in realtà utilizzando anche il concetto della ripetizione, perché penso che appunto la ripetizione dei concetti vada in qualche modo a sottolineare una loro importanza, vada a enfatizzare il loro significato, come si può dire, con dei significati non troppo chiari, non troppo specifici, ma che in qualche modo possano lasciare un ruolo immaginifico, volendo, no, a chi ascolta. Ero veramente molto emozionato di poter fare una colonna sonora. Io sono, come dire, son partito con l'idea di fare una colonna sonora e questa cosa mi ha veramente emozionato, quindi sì. Guarda, si trapela dalle tue parole questa cosa, ma anche molto interessante l'impostazione che hai dato, addirittura questo discorso che fai sulla ripetizione, sulla reiterazione, è un concetto proprio del minimalismo. Il minimalismo rientra Esatto. nelle colonne sonore moderne in maniera preeminente. Io farei una domanda finale a Emma, e cioè mi viene da pensare che questo disco mi piace immaginarlo come un volume zero di qualche cosa che si reitera come il minimalismo. Ecco, Franco Bixio non è nuovo a questa idea di valorizzare la nuova scena musicale italiana. Pensi insomma che ci saranno delle repliche, cara Emma? Mi piacerebbe, direi di sì, nel senso che a me piacerebbe, sto già un po' iniziando a pensare sia dal lato di catalogo, quindi di quali colonne sonore poter eventualmente coinvolgere in volume 2, che di quali artisti e quindi che tipo di musica poi andare appunto a portare dentro a un progetto del genere. Vediamo. Questa è una Comunque, domanda per Bixio. una cosa posso dirla, peschi in un catalogo che hai voglia a cercare, proprio non hai che l'imbarazzo della scelta praticamente, Sì, quindi assolutamente sì. Bisogna solo trovare un po' un filone tematico che in questo primo volume secondo me un po' c'è e mi piacerebbe che ci fosse anche in un eventuale volume 2, però sì, sto iniziando un po' a capire. Vediamo. va bene. Allora dai Franco, segui Emma in questa sua, come posso dire, desiderio, che è anche il mio peraltro. Allora io ringrazio Emma Pirro, ringrazio Tiziano dell'agenda dei buoni propositi, non farò mai complimenti abbastanza proprio per la genialità di questo nome per me. E niente, buona fortuna ovviamente al progetto e spero veramente che sia il modo
per rinverdire da una parte il patrimonio della Cinevox, ma anche e soprattutto di far conoscere tanti buoni artisti come Tiziano. Grazie Emma, grazie Tiziano. Grazie, ciao. Alla prossima. Ciao, grazie mille.